poi anche, come abbiamo indicato nei comunicati, il nostro intervento è registrato, quindi tutta questa attività è registrata e anche questa verrà poi condivisa nei vari canali. Quindi io comincerei con la materia del tesseramento, con la condivisione del materiale. Lo vediate tutti. Ecco qua, si vedono? Sì. Allora, partiamo subito con le varie tipologie di tesseramento che riguardano sia la parte riservata alle società dilettantistiche che alla parte riservata alle società professionistiche. Partiamo con i giovani, eh, normato dall'articolo 31 delle NOIF. Sono qualificati giovani i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'8° anno di età e e non abbiano ancora compiuto il 16° anno di età. Quindi sono tutti quei calciatori giovani appartenenti dalla categoria pulcini alla categoria allievi. Il tesseramento da giovane può durare al massimo una stagione sportiva, fatto salvo la possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato al compimento del 14° anno. In tale caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Faccio qui perché il contratto di apprendistato che è già in essere per le società professionistiche, per quanto riguarda i dilettanti, lo troviamo nelle norme, però deve essere ancora attuato e messo in pratica. Quindi per quanto riguarda il contratto di apprendistato, ripeto, è riservato per adesso solo alle società professionistiche. Per la categoria giovani, anche per questa stagione sportiva, è in essere una norma transitoria che consente alle società di puro settore giovanile di tesserare con vincolo annuale, quindi ancora per con la tipologia giovani, i calciatori nati nel 2008. Altra tipologia sono i giovani dilettanti, l'articolo 32 delle NOIF, e sono i calciatori e calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età o che al 1° luglio abbiano compiuto il 16° anno di età e acquisiscono la qualifica di giovani dilettanti, se sono tesserati con società ovviamente della Lega Nazionale Dilettanti o società appartenenti alla divisione Serie B femminile. Il tesseramento da giovane dilettante può durare al massimo 2 stagioni sportive, quindi i calciatori dai 16 ai 18 anni, fatto salva la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro sportivo che in tal caso determinerà la durata del tesseramento, perché ovviamente ogni contratto di lavoro sportivo andrà a determinare la durata del. Altre tipologie sempre riferite ai dilettanti sono i non professionisti, articolo 29 delle NOIF, sono i calciatori con la qualifica di giovani dilettanti, assumono al compimento anagrafico dei 18 anni la qualifica di non professionista. Il tesseramento a non professionista dura al massimo una stagione sportiva, fatto salva la possibilità della sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo, che ovviamente anche in questo caso, come detto prima, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Passiamo ora alla tipologia di tesseramento dei professionisti, elencando i professionisti, come riportato nell'articolo 28 delle NOIF. Il rapporto di prestazione sono qualificati come tali i calciatori e le calciatrici che esercitano attività sportiva onerosa
con carattere di continuità con società professionistiche. Il rapporto di prestazione da professionista, con il seguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società professionistica. La durata del contratto non potrà essere superiore alle 5 stagioni sportive per gli atleti maggiorenni e non superiore alle 3 stagioni sportive per gli atleti minorenni. Il primo contratto da professionista potrà essere stipulato dai calciatori e dalle calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età. Passiamo infine ai giovani di serie, che sono i calciatori e le calciatrici giovani dal compimento del 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che inizia l'anno in cui i calciatori e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di giovani di serie. Il calciatore e la calciatrice giovane di serie è vincolato alla società per la quale è tesserato per 2 stagioni sportive, si è acquisito la qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero in tutti gli altri casi per la sola durata della stagione sportiva, quindi un vincolo annuale, al termine della quale l'atleta è libero di diritto, salvo ovviamente come nei dilettanti che non abbia sottoscritto un contratto di apprendistato per la durata massima di 3 stagioni sportive. Allora, come detto prima, nelle precedenti slide, i contratti di lavoro sportivo e di apprendistato, e preciso anche in questa parte qui che attualmente è solo per i professionisti, il contratto di apprendistato, i contratti possono avere una durata di al massimo 5 stagioni, non superiore alle 5 stagioni sportive per quanto riguarda i calciatori maggiorenni e non superiore alle 3 stagioni sportive per i calciatori minorenni. Con l'avvento della nuova riforma dello sport introdotta la passata stagione sportiva, che ha sancito l'abolizione del vincolo sportivo, è stata introdotta anche la norma transitoria, l'articolo 32 delle NOIF di tesseramento. In questa norma transitoria viene riportato che i calciatori o le calciatrici che al 1° luglio 2023 abbiano un tesseramento pluriennale, il vincolo permane, in questo caso fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2004 e precedenti, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 giugno 2024. Fino al 30 giugno 2026 se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi. Ovviamente anche in questo caso, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, e, e sempre nella passata stagione sportiva, in merito a questa norma transitoria a stagione in corso, è stata data, sono state fatte alcune precisazioni in merito all'interpretazione della norma transitoria che avevano creato un po' di disguidi, specificando che la continuità di tesseramento del calciatore in forza alla società al 1° luglio 2023, la continuità di tesseramento permane anche se stipula un contratto di lavoro sportivo con la stessa società. Quindi in questo caso qui il calciatore stipula il contratto di lavoro sportivo, al 30 di giugno decade il contratto di lavoro sportivo, ma permane la continuità di tesseramento con la società di appartenenza. La continuità di tesseramento permane anche se il calciatore viene trasferito temporaneamente ad un'altra società, anche in questo caso il calciatore
va in prestito in una società, al 30 giugno ritorna e poi rimane vincolato con la sua società di appartenenza proprio per questa norma transitoria in essere. L'unico caso dove si interrompe la continuità di tesseramento è quando il calciatore viene trasferito definitivamente dalla sua società di appartenenza ad un'altra società. Ecco, questo è l'unico caso dove la continuità di tesseramento si interrompe. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima della scadenza di tesseramento indicate nella lettera A e nella lettera B, l'importo del premio formazione tecnico dovuto ai sensi dell'articolo 99 sarà raddoppiato. Questo ve lo spiegherà nel merito, spiegherà i colleghi Fabio De Vecchi e Sabrina Cazzini. Il mio intervento, come dicevo prima, propedeutico alla materia di premi di tesseramento e formazione tecnica, termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola ai colleghi per i prossimi interventi. Quindi do la parola alla collega Sabrina Cazzini e buona continuazione a tutti. Buongiorno a tutti, adesso cominciamo la parte specifica relativa ai premi di tesseramento, articolo 96 e premi 99. E se vuole Fabio intervenire per la descrizione analitica degli articoli. Fabio? Se vuoi intervenire per la descrizione analitica dei due articoli, hai il microfono spento. Microfono spento, Fabio. Fabio, il microfono. Un attimo solo, scusate, si vede che Fabio ha avuto un piccolo problema con il collegamento. Ecco, se vuoi attivarti il microfono, Fabio. Eccomi qua, scusate, Eccoci. non era un Perfetto. problema mio, Perfetto. ma centrale. Allora, incominciamo con la spiegazione delle tipologie dei premi. Noi nel nostro ordinamento attualmente le norme prevedono 4 tipologie di premi. Il premio di tesseramento, articolo 96 delle NOIF, il premio di formazione tecnica, articolo 99 delle NOIF, premio di solidarietà, 102 delle NOIF e il premio alla carriera, 99 bis delle NOIF. Il premio di tesseramento riguarda solamente rapporti fra società dilettantistiche. Il premio di formazione tecnica riguarda rapporti fra società dilettantistiche fra di loro e società dilettantistiche e professionistiche, mentre i 2 premi, quello di solidarietà e alla carriera, riguardano solamente rapporti di società professionistiche, cioè sono determinati da tesseramenti o condizioni che si verificano col tesseramento da professionista. Incominciamo col premio di tesseramento, articolo 96 delle NOIF. Perciò le società che richiedono il tesseramento annuale come giovane dilettante o non professionista di calciatori o calciatrici che nella precedente stagione sportiva non hanno avuto un tesseramento annuale, attenzione, questa è una locuzione importante, e la ripeto, che nella precedente stagione sportiva hanno avuto un tesseramento annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti, sono tenute a versare
alla o alle società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore o la calciatrice è stato precedentemente tesserato, un premio di tesseramento sulla base dei valori indicati nelle tabelle sotto riportate. In relazione alla categoria in cui milita la società, il premio di tesseramento è dovuto per ogni singolo tesseramento annuale, e questo poi lo rivedremo anche più avanti, è il seguente, e qui ci sono le tabelle: calcio a 11 maschile, la categoria, serie D 4,50, eccellenza 3,50, promozione 2,50, prima categoria 150, seconda categoria 100, terza categoria non dovuto. Calcio a 5 maschile, serie A 500, A2 Elite 4,50, A2 3,50, serie B 2,50, serie C1 150, C2 100, serie D non dovuto. Calcio a 11 femminile, serie B 150, serie C 100, eccellenza non dovuto, promozione non dovuto. Calcio a 5 femminile, serie A 100 euro, serie B non dovuto e campionati provinciali non dovuto. Il premio di tesseramento è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale, come giovane dilettante o come non professionista, fino alla stagione sportiva in cui il calciatore o la calciatrice ha compiuto il 20° anno di età. Questo è importante ed è quello che vi dicevo prima sulla locuzione di sopra, no? Perché il premio si ripete ogni anno fino, abbiamo detto, al compimento del 20° anno. Poi, e lo vedremo negli esempi, agli effetti del premio di tesseramento vengono prese in considerazione le società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale, ecco, nelle 5 stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il calciatore calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero premio di tesseramento. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio intero. Perciò diciamo che la condizione per cui il premio deve essere pagato sono le 5 stagioni sportive antecedenti a quella in cui il calciatore ha compiuto il 16° anno di età. Lo vedremo meglio nell'esempio che adesso vi illustro. Vediamo la stagione sportiva, esempio del calcolo, vediamo la stagione sportiva 24-25, abbiamo la società verde che partecipa al campionato di eccellenza, la quale richiede un tesseramento annuale di un giovane dilettante, ribadiamo, giovane dilettante, come ha detto anche prima Giordano, è il calciatore che in corso della stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno. Questa società, la società verde, partecipando al campionato di eccellenza, dovrà corrispondere, l'abbiamo visto prima nelle tabelle, un premio pari a 350 euro. Tale premio potrà essere richiesto dalle società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle 5 stagioni sportive antecedenti quella in cui il calciatore o la calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente a un quinto dell'intero premio di tesseramento. Lo vediamo in questo esempio. Facciamo che il giocatore Rossi Carlo, nato nel 2007, la società verde, partecipando al campionato di eccellenza, deve pagare, abbiamo detto, un premio di 350 euro. Andiamo in questo caso a vedere lo storico del giocatore, lo vediamo nella tabella. La società verde in questa stagione 24-25, il giocatore ha 17 anni, è stato nelle precedenti 5 stagioni tesserato in questo esempio per 2 società, la marrone per 2 anni, 15 e 16 anni, e quella gialla per 3 anni, dai 14 ai 12. In questo caso il premio di 350 euro va diviso per 5, sono 70 euro ogni stagione, e va moltiplicato in questo caso per 2 per la società marrone, 140 euro, e 3 per la società gialla, 210 euro. Perciò il totale sono sempre 3,50, ma suddiviso fra le due società. Fabio, scusami se ti interrompo. Non c'è la condivisione però di queste tabelle.
e quindi quelli collegati non riescono a vedere gli esempi graficamente. No, ho condiviso io. Ma io non la vedo, voi la vedete? Tu Sabri la Scusate. vedi? No, io non in questo momento non la No, vedo, provo a Allora, condividerla no, e io, quindi è vediamo. difficile per loro. sì, un attimo, Eccole scusate, qua, forse... eccole qua, eccole qua. Ok, allora scusate che No, no, faccio io. Bisogna, un pochino giù, Fabio, eccolo qua. Sì, le tabelle bisogna ripeterle, ecco, sì, sì, bravo. e le ripeto, le Oh, ripeto. perfetto. Scusa Sabrina, le condivido io così vado... Ok, allora termino. Sì, Ok. ecco, le vedete? Sì, 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 adesso sì, Fabio. Ripeto velocemente allora, le tipologie del premio. Premio di tesseramento, premio di formazione tecnica, premio di solidarietà e premio alla carriera. Vediamo adesso, come ho letto prima, scusatemi, il premio di tesseramento, articolo 95 delle NOIF. Velocemente, le società che richiedono il tesseramento annuale come giovane dilettante o non professionista, di calciatori e calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto un tesseramento annuale della società della Lega Nazionale Dilettanti, sono tenute a versare alla o alle società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore o la calciatrice è stato precedentemente sulla base dei valori indicati nelle tabelle sotto riportate in relazione alla categoria di cui milita la società. Il premio di tesseramento dovuto per ogni singolo tesseramento annuale è il seguente, e qui ci sono le tabelle che ho letto prima e poi potrete comunque vedere. Il premio di tesseramento dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come giovane dilettante o non professionista fino alla stagione sportiva in cui il calciatore o la calciatrice compie il 20° anno di età. Agli effetti del premio di tesseramento vengono prese in considerazione le società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle 5 stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il calciatore o la calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente a un quinto dell'intero premio di tesseramento. Nel caso di unica società titolare di tesseramento annuale, alla stessa compete il premio intero. Abbiamo detto prima un esempio, e lo vediamo già direttamente nella slide dell'esempio. Eccoci qua. Il calciatore Rossi Carlo, anno 2007, è stato tesserato per la società Verde nel corso della stagione sportiva questa corrente, la società milita nel campionato di eccellenza, la quota, l'importo da versare del premio sono di 350 euro. Lo storico del calciatore riporta che abbiamo detto, nelle 5 stagioni sportive precedenti ha avuto il tesseramento con 2 società, la società marrone per 2 anni, la società gialla per 3 anni, in totale appunto sono 5 anni. L'importo perciò in questo caso è diviso per 5 e moltiplicato per 2 per la società marrone per le 2 stagioni e per 3 per la società gialla. 140 euro alla società marrone per la società gialla. Qualora il premio di tesseramento come giovane dilettante o non professionista, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stagione sportiva, attenzione sia a titolo definitivo che temporaneo, anche quest'ultima società che lo tessera è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza. Se superiore, detratto l'importo del premio dovuta dalla società precedente. Facciamo un esempio. Il calciatore Rossi Carlo, che era tesserato con la società Verde, abbiamo detto, che milita in eccellenza, durante il periodo dei trasferimenti di dicembre viene trasferito a una società di Serie D. Questa deve corrispondere, come abbiamo visto nelle tabelle precedenti, Serie D deve corrispondere 450 euro, di quali sono
detratti i 350 già dovuti dalla società verde alle altre società, la differenza dei 100 euro deve essere corrisposta dalla società di serie D alle due società, la marrone e la gialla, nelle proporzioni che abbiamo detto. Altro esempio invece, nel caso durante il trasferimento, il periodo di trasferimento di dicembre, la società fosse una società di prima categoria, questa deve corrispondere i 150 euro per la parte della stagione in cui avrà il giocatore. Abbiamo detto il tesseramento del calciatore o della calciatrice per almeno una stagione sportiva intera è condizione essenziale per il diritto al premio. E ricordatevi questo perché poi lo vedremo negli altri premi, la regola cambia in tal senso. Il diritto al premio di tesseramento si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturata. Questa regola è mutuata e non è cambiata rispetto alla vecchia normativa del premio di preparazione, perciò nel nostro caso la società verde, le società che devono richiedere il premio nel giocatore Rossi Carlo avranno tempo, se mai è stato tesserato dalla società verde in questa stagione sportiva 24-25, avranno tempo fino al termine di stagione 25-26, fino al 30 giugno 2026 a richiedere il premio di tesseramento. Io ho concluso questa parte, passerei a Sabrina per le ulteriori spiegazioni per la richiesta dei premi. Grazie, intanto ci sentiamo dopo. Non si sente, Sabri? Eccoci qua. Adesso dovreste sentirmi e Sì, sì. adesso, grazie. Adesso, dopo l'introduzione analitica dell'articolo 96 da parte di Fabio, andiamo un attimino a vedere come possiamo di fatto gestire la richiesta del premio di tesseramento. Quindi mi appresto a condividere le slide nella parte che ci interessa. Eccola qua. Ecco, allora leggiamo un attimo, poi magari condiamo un attimo con qualche piccolo commento quello che leggiamo. Allora, il premio di tesseramento va richiesto che lo devono corrispondere entro la stagione successiva a quella in cui è maturato. Quindi, come diceva Fabio, ponendo che un premio di tesseramento è maturato a luglio 2024, abbiamo tempo fino al 30 giugno 2026 per richiederlo, quasi 2 anni quindi. Se non viene raggiunto l'accordo, cosa è successo? Aspetta, forse è successo qualcosa, adesso ricondivido. Ah, credo che ci sia un'interferenza da parte di Argentino Paravanati, se potete... Lo Argentino? chiamo subito. Lo Ah, chiamo subito. eccolo qua, no, adesso l'ha già sistemato. Ok, ok, a posto. Ecco qui. Allora, dicevamo, se non viene raggiunto l'accordo direttamente tra le società per la corrispondenza del premio e regolato tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere alla commissione premi. Il ricorso alla commissione premi, esente da tasse, deve essere inoltrato a mezzo raccomandata o mail pack. Contestualmente anche copia dello stesso deve essere inviata alle controparti. A ricorso vanno allegate, pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l'invio alle controparti, nonché le tessere del calciatore o la calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto. Allora, che cosa desumiamo da questo scritto? Desumiamo innanzitutto che sarebbe bene, prima di procedere alla richiesta della Commissione Premi, fare un'azione, diciamo, diretta verso la società che ci deve il premio di richiesta
anche perché innanzitutto si sburocratizza un pochino, diciamo, la gestione, ma soprattutto siccome poi al premio di tesseramento, come vedremo poi deliberato dalla Commissione Premi, ne deriva una penale a carico della società che deve pagare, anche come principio così di buona pratica, di buon associazionismo tra di noi, sarebbe bello che ci fosse innanzitutto prima una richiesta alla società. E la richiesta alla società può essere fatta tranquillamente. È successo un'altra cosa. Un certo Morandini Maurizio ha condiviso un'altra cosa. Ok. Ehm, come vi dicevo, esiste un facsimile per la richiesta del premio di tesseramento che adesso mi appresto a condividere. Ecco qua. Ecco qua. Questo lo trovate ovviamente nei nostri canali e come vedete è intestata alla Commissione Premi della FIGC. Questo è il modello di richiesta ufficiale che va redatto su carta intestata della società e sottoscritta dal legale rappresentante. Ecco, sulla base di questo modello potete tranquillamente, sempre su carta intestata della società, redarre lo stesso modello, però intestato semplicemente alla società a cui è richiesto il premio, e in modo tale da avere una traccia su come di fatto richiedere il premio. Poi alla fine c'è la data, il timbro della società e il regale rappresentante, nome e cognome in stampatello e la firma autografa. Ecco qui. E ovviamente ci sono i dati puntuali, specifici del calciatore e delle società presso cui è stato tesserato precedentemente e i riferimenti alle stagioni sportive. Ecco, e in alto, in basso, scusate, è scritto ricevuta contestuale dell'invio alla società resistente e cartellino di tesseramento della società formatrice. Adesso vediamo un attimino meglio che cosa vuol dire. Intanto questo termine, se è chiaro, è un modello molto semplice che, come vi dicevo, cambiando l'intestazione può essere usato sia per la richiesta del premio in prima battuta alla società a cui è richiesto di pagarlo, sia proprio alla commissione premi della FIGC. Ecco, questo credo che sia già un buon aiuto, insomma, nella stesura di una richiesta premio. Adesso rivado a collegarmi, a condividere le nostre slide. Ecco qua. Allora, se non viene raggiunto l'accordo direttamente tra le società, abbiamo visto il modulo, questo accordo ovviamente può avvenire via PEC, chiaramente, e tante società ci chiedono al telefono, magari c'è una tempistica, che tempistica posso dare per richiedere il premio? Di fatto non c'è una tempistica ufficiale, anche perché abbiamo visto proprio dal paragrafo precedente che l'unica scadenza è quella relativa alla scadenza ufficiale del premio, cioè io passata la stagione in cui è maturato, io non ho più diritto a richiedere il premio. Scadenze intermedie, che magari, che ne so, mancano ancora 6 mesi, 8 mesi alla scadenza ufficiale del 30 giugno, e faccio una richiesta, diciamo così, interlocutoria alla società, che tempistica posso dare? Quella che preferite, non abbiamo non ci sono vincoli in questo senso, se non appunto quella del 30 giugno della stagione sportiva successiva. Dopo si prescrive, quindi non è più dovuto niente. Quindi vedete voi, tenete conto magari anche del fatto che nel momento in cui lo chiedete in via interlocutoria e non vi viene soddisfatto, dovete avere anche un certo margine per presentare ricorso alla Commissione Premi. Ecco, quindi questo va anche un po' a buon senso. Noi magari fino all'anno scorso, quando i premi di preparazione si chiamavano,
ehm, con importi decisamente superiori, dicevamo anche se potete, di dare un tempo congruo in relazione anche all'importo, no? Cioè, se vi aspettavano 1500, 1800, 2000 euro, cercavate di non dare magari 2 settimane, no? Perché magari sempre per cercare di essere solidali, no? Tra consociati. Però di fatto i premi di tesseramento si sono di parecchio ridotti, quindi vedete voi, ecco. Quindi questo il modulo è una buona guida. Dopodiché, poniamo il caso che non troviate soddisfazione nell'ottenimento del premio di tesseramento in via così informale, interlocutoria. Quindi la vostra risorsa è rivolgervi alla Commissione Premi di Roma. È esente da tasse, e questo è importante sottolinearlo, e dicevamo che deve essere inoltrato a mezzo raccomandata o mailpack. Io ovviamente noi consigliamo sempre la mailpack, uno perché è obbligatorio averla, due perché non comporta spese postali ed è molto più pratica. Ecco, contestualmente anche copia dello stesso deve essere inviata alle controparti. Questa frase praticamente esplicita il principio del contraddittorio. Ovviamente tutti sappiamo che nel momento in cui io faccio un ricorso che coinvolge una controparte, in questo caso un'altra società, è chiaro che anche lei deve essere cosciente, deve essere consapevole che c'è un ricorso che lo coinvolge. Quindi che cosa faccio? Io alla commissione premi mando il ricorso. In allegato devo mettere anche la ricevuta della consegna della PEC del ricorso stesso che ho inviato alla controparte, ok? Né più né meno per, come i ricorsi che fate anche ai vari organi di giustizia sportiva anche del Comitato regionale Veneto, quindi il giudice di primo grado o la corte di secondo grado, insomma. Nel momento in cui c'è una questione che riguarda anche un'altra società, devo metterla per conoscenza e l'organo giudicante deve essere assolutamente certo che sia stato rispettato il principio del contraddittorio, ovvero che la controparte sia informata. Quindi, molto semplicemente, al ricorso alla Commissione Premi, allego la ricevuta della consegna della PEC inviata alla società che mi deve dei soldi del ricorso stesso, ok? Questo è importante perché altrimenti, come proprio è scritto per bene, pena di inammissibilità. Quindi il ricorso non viene neanche considerato nel merito, viene dichiarato inammissibile e ciao. Ecco. Dopodiché cosa va allegato, oltre al modulo che abbiamo appena visto? La traccia guida, diciamo, che abbiamo appena condiviso. Vanno allegate le tessere del calciatore o della calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto. Allora, qui ovviamente parliamo delle tessere di riconoscimento, che però nel corso delle stagioni un pochino a volte si perdono. E in questo senso tante volte riceviamo delle telefonate, così delle richieste, non ho le tessere, come faccio a dimostrare, come faccio ad avere uno storico? Ecco qui. Allora, ci soccorre una decisione, che è la decisione numero 11 del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche 2024-2025. Se volete, la possiamo anche rendere disponibile, ma comunque si cerca benissimo anche così in internet, che fa riferimento proprio allo storico del calciatore, che è quel documento di cui sono in possesso tutte le società, di fatto. E come ne sono in possesso? Adesso andiamo a vedere. Allora, se io condivido un attimo, Firefox, vediamo se riesco a condividerlo. Sì, eccolo qua. Ok, allora, io mi sono collegata ad una società del nostro territorio. E che cosa abbiamo fatto? Praticamente poniamo che io debba ehm,
sapere lo storico di un calciatore per vedere i suoi trascorsi e per sapere se io posso richiedere il premio di tesseramento. Non faccio altro che collegarmi al mio portale, ok? E accedendo dal menu tesseramento dilettanti o dal menu tesseramento SGS, trovo in ogni caso la voce interrogazione storico calciatori. Mi si è ovviamente disconnessa la pagina, ma mi hai paura che adesso io vado a ricollegarmi, perché era un po' di tempo che ce l'avevo aperta. Ecco qua. Allora abbiamo detto tesseramento dilettanti, sotto atleti, interrogazione storico calciatori, ok? Mi si apre un menu di ricerca. Non faccio altro che andare ad inserire il cognome e il nome che mi interessa e adesso inserirò un cognome e un nome di una persona che tutti noi conosciamo. Ok, avvia ricerca e mi si apre la riga relativa al nostro collega Giordano, ok? Quindi io da qualsiasi portale, io mi sono collegata dal portale della Milanese, ok, fingendo di essere la Milanese, ma da qualsiasi portale io ho lo storico di tutti i calciatori, non solo dei miei, di tutti, ok? Quindi questo è molto comodo secondo me. Cliccando sulla stampantina qua a destra mi si apre un menu, un file PDF, scusate, intitolato proprio storico calciatore o calciatrice con i dati relativi i dati di nascita, insomma, adesso magari forse Giordano non credeva che li condividessi, con tutta la sua, il suo storico. Ecco, non mi dilungo più di tanto perché magari Giordano dice, ma come ti permetti? Ehm, Solo per farvi vedere, ok? Intanto questo Nessun è... problema, Sabri, condividi pure. È così giovane che non ha problemi. Ok. Ehm, ecco, questo, come vi- vi viene mostrato, è proprio lo storico di tutta la sua carriera calcistica, tutte le società per cui è stato tesserato, nelle varie stagioni sportive. Ecco, e questo lo abbiamo di tutti, non solo dei vostri specifici, di tutti. Tant'è che Giordano non è mai stato collegato, non è mai stato tesserato per la Milanese, ma io mi sono collegata dal profilo della Milanese. Ecco, questo per dirvi che questo documento è molto importante secondo me perché, aspetta che dove sono andata a finire io adesso qua. Qua. Ok. Perché vi serve per due motivi. Allora, il primo è per il discorso della richiesta interlocutoria, cioè voi dovete avere una base, no? Di certezza per capire dove un calciatore è stato tesserato. Quindi questo documento ve la dà. Questo documento lo potete allegare alla richiesta che fate alla società in prima battuta, ok? Dimostrando che vi spetta e questo documento lo dimostra, ok? Ma lo serve anche come sostituto delle tessere di riconoscimento a cui fa riferimento l'articolo 96 delle NOIF, ok? Ponendo il caso di non avere più le tessere di riconoscimento perché si perdono nel corso della vita, nel corso degli anni, potete presentare questo documento. Importantissimo è il fatto, alla commissione premi, questo documento deve essere depositato presso il Comitato regionale Veneto o presso la delegazione provinciale di riferimento e vidimato, cioè in pratica ci vuole il timbro e la firma della delegazione provinciale di riferimento o del Comitato regionale Veneto. Ok, questo è importante se lo presentate alla commissione premi in un'istanza di ricorso, ok? Perché altrimenti non vi viene considerato perché è di fatto una stampa semplice, ok? Anche facilmente ricostruibile se vogliamo, mentre il timbro e la firma del comitato della delegazione dà ufficialità, dà importanza. Ecco, allora ritorno un attimo alle slide, se riesco, vediamo un po', condividi.
Condividi. Ok, allora eravamo arrivati qua. E quindi allo storico del calciatore abbiamo appurato un attimino il senso e l'importanza di questo documento. E, la slide successiva si riferisce al ricorso vero e proprio, ok? Quindi ponendo il caso che la richiesta interlocutoria non vada a buon fine, faccio il ricorso alla commissione premi, mettendo obbligatoriamente a preconoscenza la controparte, ok? Quindi cosa succede? Allora leggiamo, le eventuali memorie e documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi entro un termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. A tale memoria andranno allegate le ricevute compromanti la spedizione della memoria stessa alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria a parti che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato regionale Veneto o dalla delegazione, presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante di tale requisito, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. Ok, allora cosa succede? Praticamente il ricorso alla commissione premi è fatto, è stato inoltrato secondo tutti i crismi, ok? E io, società che devo pagare, ne sono a conoscenza perché mi è stata obbligatoriamente inoltrata copia via PEC, ok? Anche questa via PEC, mi raccomando. Ok? Cosa posso fare io? Come posso difendermi? Allora, se io può succedere che di fatto il premio è stato pagato, ok? È stato pagato perché e la società mi ha fatto comunque ricorso perché nel frattempo magari è cambiato il presidente, è cambiata la segreteria, e succede che a volte ci siano magari dei qui proprio quo. Io ho già avuto di fatto la soddisfazione del premio, però magari non lo so perché sono subentrato di cliente e quindi non lo posso sapere. Faccio comunque la richiesta premi e vediamo come va. Questo tantissime volte succede, ok? Io che devo pagare, come posso difendermi? Allora, posso difendermi perché posso inoltrare una memoria alla commissione premi, ok? C'è una tempistica ben specifica, perentorio di 30 giorni. Perentorio vuol dire che il 31esimo è già fuori, ok? Dalla spedizione del ricorso. E posso inviare una memoria la invio obbligatoriamente alla commissione premi, ok? Che è l'organo giudicante, ma devo inviarla obbligatoriamente anche alla mia controparte, che in questo caso è ok? E allo stesso modo in cui la società richiedente il premio deve inviare a quella che deve pagare deve inviare le ricevute del ricorso inviate alla controparte, così io che mi devo difendere invio questa memoria alla Commissione Premi unitamente alle ricevute PEC della memoria che ho inviato alla controparte. In buona sostanza, entrambe le due società devono avere tutti i documenti, ok? Ed è importante dimostrare alla Commissione Premi che tutte e due le società hanno gli stessi documenti, cioè quella che invia il ricorso ha le ricevute del ricorso inviato alla controparte, quella che invia la memoria ha le ricevute PEC della memoria inviata alla controparte, in modo tale che la Commissione sia perfettamente consapevole che stiamo sullo stesso piano, tutte e due le società sono sullo stesso piano. Questo è il rispetto del principio del contraddittorio, ok? Molto importante. Dopodiché, se questo premio di fatto è stato pagato nel passato prossimo, diciamo, ok? Ed è solo un disguido che l'altra società, o solo un equivoco, meglio, che l'altra società ha comunque inoltrato il reclamo, che cosa faccio? Inoltre la lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato regionale Veneto o la delegazione di riferimento presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante di tale requisito, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. Ecco qui,
Quindi c'è la possibilità di innanzitutto sottoscrivere una. Eccola qua, ve la sto adesso condividendo. Allora, condividi. Eccola qua. Allora, questa è l'accordo di transazione avvenuta, facsimile, redatta anche questa su carta intestata della società e sottoscritta dal legale rappresentante. Questa è da depositare in originale al comitato o delegazione competente e trasmettere alla commissione premi con timbro di autenticità. Quindi vediamo com'è fatta. In pratica ehm, la società appunto che ha ricevuto i soldi è quella che lo redige e lo intesta l'altra società, ok? MF sta ovviamente per matricola federale, il sottoscritto legale rappresentante, presidente della società, ad esempio milanese, con matricola federale, quello che è, dichiara l'intervenuta transazione tra le parti e di essere stato soddisfatto di ogni diritto in relazione al quello che ci interessa a noi è il premio di tesseramento, perché ormai il premio di preparazione è diventato obsoleto, ok? Come giovane dilettante o non professionista, del calciatore Pinco Pallino, matricola federale, nato il. Pertanto si dichiara la rinuncia del ricorso presentato in data ai sensi dell'articolo 96 NOIF e si rilascia la presente liberatoria. Notate bene che in basso, oltre al timbro della società e alla firma del legale rappresentante, ci vuole anche il timbro e la firma del comitato regionale o della delegazione provinciale. Ok? Quindi in pratica questa presso il comitato regionale o la delegazione principale che lo deve firmare e vidimare e l'originale rimane al comitato oppure alla delegazione. Alle due società ne rimane una copia, ok? La società che si è vista inoltrare un ricorso alla commissione premi, entro 30 giorni può inviare questa liberatoria con timbro e firma del comitato o della delegazione, ok? Altrimenti non è valido, è carta straccia, perché tante volte mi dicono sì, vabbè, ma io ho pagato con bonifico e è un pagamento tracciabile, basta quello. No, non basta quello. Purtroppo i requisiti sono ben chiari, ben definiti e questi sono e bisogna un attimino essere attenti e essere anche un po' previdenti in modo tale da non farsi cogliere impreparati. Ecco. E basta, questo è quanto. Vediamo un attimino, scusate. Ok, nella slide, ritorniamo un attimo alla slide, c'è dopo questo paragrafo, appunto, come appena detto, se mancante di tale requisito, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione, ok? Quindi anche se inviate una copia di un bonifico, niente, la commissione delibera, una volta che delibera, il premio è dovuto. Ok, c'è un secondo step di difesa che però ha un periodo di impugnazione molto stretto, ovvero 7 giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione Premi, che è appunto il ricorso al Tribunale Federale Nazionale Sezione Avvertenze Economiche. Vi abbiamo indicato qui anche l'indirizzo PEC del TFN e quindi eventualmente avere le vostre regioni anche in un grado successivo proprio a questo indirizzo. Ecco, qui vi abbiamo messo anche il link al modello che abbiamo appena visto assieme e quindi avete tutte le tracce. La slide successiva è molto tecnica, nel senso che praticamente ci indichiamo l'indirizzo PEC della Commissione Premi per l'invio del ricorso e anche ovviamente per la spedizione delle eventuali memorie. Ok? Dopodiché, ad un certo punto la Commissione, passati i 30 giorni, perché ovviamente la Commissione lascia passare i 30 giorni in modo tale da far arrivare eventualmente le memorie, le liberatorie, tutto quello che
è inerente, intrinseco al ricorso. La Commissione a un certo punto delibera, ok, sempre con i suoi comunicati che sono contraddistinti da un numero, tipo 1, 2, 3 o 4, 5, quello che è, slash e poi la E, ok? CU, ad esempio, 4/E, ecco. Delibera e che cosa succede? La Commissione, una volta che delibera, provvede per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e noi in particolare, il Comitato Regionale Veneto, provvede al sollecito prelievo della somma a carico della o delle società obbligate. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale fino alla metà del premio non corrisposto da devolvere alla FIGC. E in questo caso vediamo che in questo è uguale in tutto e per tutto al premio di preparazione, ex articolo 96, ok, dove proprio era prevista la penale. Che cosa vuol dire questa frasetta? Vuol dire che in pratica, una volta che il premio ce lo comunica a noi come comitato per primi, e noi non abbiamo altra scelta che debitare questo premio in conto alla società, ok? Alla società ovviamente passiva. Premio e penale. Proprio mi rilaccio a quello che dicevamo prima, buona pratica vorrebbe per evitare la penale di cercare di intervenire ad un accordo, diciamo, in sede interlocutoria, ok? Quindi il premio e la penale vengono posti a carico della società passiva, ok? Voi sapete bene che ad inizio stagione sportiva voi pagate una quota a titolo di spese di funzionamento, no? E di organizzazione. Ecco, questa quota non comprende i premi di preparazione, nel senso che sono spese extra, che vi chiediamo pertanto di saldare puntualmente, più possibile, ecco, più puntualmente possibile. E a parte, ok? Cioè di non basarvi sul fatto che c'è un fondo, perché questo fondo non è fatto per i premi di tesseramento, di formazione tecnica, è fatto per altre spese. Queste cose di fatto sono extra, quindi vi chiediamo di pagarle a parte, ok? E una volta che delibera, non dovete più pagare alla società richiedente, dovete pagarle qui al comitato perché di fatto è una spesa che viene posta a carico del comitato e per il tramite delle società e quindi dovete pagare a noi sul conto corrente che finisce con 906, quello il classico conto corrente nostro. Mi raccomando, questo è importante perché tante volte non ricevete sempre le mail perché oppure le ricevete con un po' di ritardo perché abbiamo dovuto anche noi un attimino assestarci con i nuovi ritmi e le nuove normative, però è una regola generale che va ribadita e i premi vanno saldati. Ecco. Una volta che la società passiva salda il totale, quindi premio più penale, e il comitato provvede a accreditare nel conto della società attiva la quota relativa al premio. La penale invece va alla FIGC, neanche al comitato, proprio alla FIGC, che noi facciamo un trasferimento periodico alla FIGC di tutte le penali. Ecco, io credo la mia quota, la mia parte devo averla finita, vediamo un attimo con voi se manca qualcosa, ma mi sembra di no. L'ultima frase è relativa al modello per il ricorso alla commissione premi, c'è il modello che è quello che vi ho fatto vedere prima e quindi avete il link anche per questo. Basta, io la mia parte l'ho conclusa e rimando a Fabio per l'articolo 99. Bene. Sì. Allora, proseguiamo con il premio di formazione tecnica, articolo 99 delle NOIF. Come abbiamo detto prima, questo premio riguarda i rapporti sia fra società dilettanti sia fra dilettanti e professionistiche. Allora,
stipula da parte del calciatore o della calciatrice di un tesseramento con vincolo biennale come giovane dilettante o come giovane di serie, o del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione fra loro, attenzione, ricordiamoci questo inciso, in alternativa o in successione fra loro, ne parleremo dopo, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore è stato tesserato senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni, società formatrici, un premio di formazione tecnica parametrato al valore base del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC. Per la stagione sportiva corrente il valore base sono 121 euro, il riferimento è il comunicato 32A della FIGC del 18 luglio, parametrato, dicevamo, alla durata del rapporto contrattuale e ai coefficienti di categoria della tabella A, che poi vedremo più avanti. Questo premio è da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse società formatrici fino alla stagione sportiva precedente in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di tesseramento biennale. Allora, ritorniamo un attimo indietro. Abbiamo detto che il premio di formazione tecnica viene determinato con il tesseramento del vincolo biennale. Biennale può essere fatto sia dai dilettanti sia dai professionisti, oppure alla stipula del primo contratto di lavoro sportivo sia dai dilettanti e sia dai professionisti, oppure ancora al contratto di apprendistato dei professionisti. O in successione fra loro. Questo è importante, lo vedremo meglio dopo nell'esempio. Sottolineo anche che per farvi capire la determinazione del premio di formazione tecnica bisogna tener conto anche di questo inciso dove dice che senza contratto di lavoro sportivo, cioè la determinazione del premio è condizione per cui nell'anno precedente non abbia avuto un contratto di lavoro sportivo. Il tesseramento può essere definitivo o temporaneo, in quel caso precedente, e le società che hanno diritto al premio, qui cambia rispetto al premio di tesseramento, non sono più i 5 anni precedenti, ma le stagioni in cui avete avuto il vostro giocatore tesserato dalla stagione in cui ha compiuto 10 anni fino alla stagione in cui compie 21 anni. Andiamo avanti, però passerei, scusate, alla slide successiva, che vediamo, parliamo dell'esempio, così poi torniamo indietro. Allora, facciamo questo esempio. Durante la corrente stagione sportiva 2024-25, sempre la società verde, partecipante al campionato di eccellenza, stipula un contratto di lavoro sportivo di 2 stagioni, oppure, è uguale, richiede un tesseramento biennale per un giovane dilettante. Giovane dilettante sappiamo che è il calciatore che compie 16 anni. Questa dovrà corrispondere il premio di formazione tecnica. Come è strutturato il valore del premio? Abbiamo detto che la società verde partecipa al campionato di eccellenza. Torniamo alla tabella della slide precedente. I coefficienti di categoria che sono per i dilettanti in terza categoria 1, perciò il parametro che abbiamo detto prima relativo che è stabilito ogni anno, che stanno a 121 euro, è moltiplicato per 1, seconda categoria moltiplicato per 2, prima categoria per 3, promozione per 4, eccellenza per 5 e serie D per 6 e via dicendo tutti. Sono aggiunti, come abbiamo detto qui, riguardano anche i professionisti, sono aggiunti i coefficienti per i professionisti, vedete in fondo nelle ultime 3 righe, la serie C il coefficiente è 11, la serie B è 15 e la serie A è 18. Nel nostro caso, perciò abbiamo il coefficiente della categoria di eccellenza è 5, la quantificazione del premio è appunto valore base 121
Il rapporto è 2 anni, sia che sia contratto, sia che sia tesseramento biennale, perciò 121 per 2 per 5. Il valore del premio di formazione tecnica sono 1.210 euro. Tale premio totale potrà essere richiesto e ripartito proporzionalmente fra le società formatrici, cioè quelle società che hanno formato il calciatore, come abbiamo detto prima, tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine di quella in cui compie 21 anni. Se antecedente la fine della stagione sportiva in cui è intervenuta la stipula del primo contratto o del tesseramento biennale. Perché? Perché nel caso in cui il calciatore sottoscriva il suo primo contratto di lavoro sportivo all'età di 18 anni, lì chiaramente si interrompe il diritto al premio delle società che lo hanno tesserato prima, oppure sottoscriva il tesseramento biennale all'età di 17 anni, perciò si va indietro alla stagione precedente a cui si determina il premio. Facciamo il solito piccolo esempio. Noi abbiamo detto l'età del calciatore nato nel 2008, in questo caso andiamo indietro per 6 anni, cioè fino alla stagione in cui ha compiuto il 10° anno, nel suo caso è la stagione 2018-2019. Abbiamo ipotizzato che in questi 6 anni ci siano due società che hanno avuto il calciatore, perciò sono 6 anni, abbiamo detto, perciò 1.210 euro diviso 6 sono 202 euro a stagione. Chiaramente moltiplicate per 3 stagioni sono 606 euro per ogni società, sia la gialla che la nera. In caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del premio totale tra le società formatrici, non si considerano quelle professionistiche. Cioè, in questo nostro esempio, delle 6 stagioni, ci fosse stato il tesseramento di una società professionistica di 1 anno, per esempio, quella società non viene considerata, perciò la divisione del premio sarebbe stata fatta, viene fatta su 5 stagioni, e perciò il premio viene chiaramente maggiorato. In caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con società professionistiche, le quote del premio totale dovute alle società formatrici in ambito dilettantistico sono raddoppiate. Mi pare chiaro, cioè nel senso che se il giocatore sottoscrive il suo primo contratto di lavoro sportivo con una società professionistica, alle società dilettantistiche il premio di 1.210 euro, scusate, non è quello perché chiaramente il coefficiente non è più 5, ma sarà 11, 12 o 15, ma comunque quel premio che ne deriva dal conteggio che abbiamo detto prima, cioè questo qui, valore base 121, dato il rapporto 2 anni, il coefficiente di categoria sarà 11, 15 o 18 se serie C, serie B o serie A, quello che ne deriva comunque quell'importo sarà raddoppiato perché il contratto è stato fatto sottoscrivere da una società professionistica. Tra le società formatrici si considerano anche quelle che hanno sottoscritto un contratto di apprendistato o tesseramento biennale. Nel corso di questi 6 anni, il calciatore 2008, abbiamo fatto l'esempio, avesse comunque sottoscritto un contratto di apprendistato, che comunque non c'è nei dilettanti, ma comunque avesse sottoscritto un tesseramento biennale, si considera anche quelle annate. Nel caso in cui in una stagione sportiva il calciatore o la calciatrice sia stato tesserato per una frazione della stessa superiore a 2 mesi, per più società formatrici, la quota di premio di formazione riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra dette società. Allora, abbiamo visto prima che nel premio di tesseramento la condizione per cui si determina il premio e io, società, abbia diritto al premio era l'intera stagione sportiva. Nel premio di formazione tecnica, invece, viene specificato dalla norma che per avere diritto al premio basta che io abbia tesserato il giocatore per un periodo superiore ai 2 mesi.
Cosa succede? In quella stagione sportiva, se ci sono due società che hanno avuto relativa a quella stagione, viene chiaramente suddivisa. Le quote di premio di formazione corrispondenti alle stagioni sportive o in cui il calciatore è stato tesserato per società estere o inattive o non più affiliate alla PGC, ovvero risulti non tesserato, sono versate in un fondo della PGC. Ecco, qui ritorniamo alla condizione, ricordate che avevamo detto nella locuzione della definizione del premio, che diceva che da dilettanti in alternativa o in successione fra loro. Questo è importante, è un passaggio importante che vorrei spiegare bene. La norma dice, in caso di estensione o rinnovo senza soluzione di continuità del contratto di lavoro sportivo, con la stessa società con la quale è stato stipulato il primo contratto o di stipula senza soluzione di continuità del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società in cui era in essere il vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione si tiene in conto della durata complessiva dei contratti o del vincolo fino al massimo di 5 stagioni. Allora, è un po' complicato, ma è anche semplice, e ve lo spiego. Allora, poniamo l'esempio sempre del nostro giocatore di prima, che ha sottoscritto il tesseramento biennale, abbiamo detto. Abbiamo fatto l'esempio del calcolo del premio col tesseramento biennale. Al termine del tesseramento biennale, la stessa società sottopone al giocatore il suo primo contratto di lavoro sportivo, premesso, voi avete per esempio già concordato con la società il premio di formazione tecnica per il tesseramento biennale, ma la stessa società verde al giocatore il suo primo contratto di lavoro sportivo, il vostro premio deve essere ripagato, cioè la società che gli sottopone il contratto di lavoro, il suo primo contratto di lavoro sportivo deve ripagare l'importo di in quel caso di 1.210 euro. La stessa cosa avviene nel caso in cui il giocatore che ha già stipulato il suo primo contratto di lavoro sportivo con la società e questo ha determinato il premio ed è stato pagato 1.210 euro, se propone il rinnovo del contratto per 1, 2, 3 anni fino a un massimo di 5, il premio va ripagato, cioè avete diritto nuovamente al premio di formazione tecnica, in quel caso dell'esempio 1.210 euro. Tra le società formatrici sono comprese anche quelle di puro settore giovanile. Vi ricordate che questa è stata una diatriba nei premi e di preparazione, mentre adesso la norma dice che il premio di formazione è dovuto anche per le società di puro settore giovanile. Andiamo avanti, ho concluso col premio di formazione tecnica, andiamo avanti con il premio di solidarietà. Questo premio riguarda rapporti chiaramente con le società professionistiche. Il premio di solidarietà è normato dall'articolo 102 delle NOIF, e a precisione il comma 7 e seguenti. È un premio introdotto da poco, nel gennaio del 2024, anche se in realtà era già stato introdotto nel 2019 e poi dopo. E questo premio ricalca un po' il contributo di solidarietà che poi è in ambito FIFA a livello nazionale, introdotto ancora nel 2008. Cosa dice? Facciamo il caso che chiaramente ci deve essere un vostro tesserato che ha fatto la sua strada, e io ve lo auguro in molti, e che sia adesso che abbia un contratto con una società professionistica. Perciò, dice la norma, una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva del contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione
sono dedotte dal totale del corrispettivo dei premi e degli indennizzi e sono distribuite attraverso la lega della società obbligata, la professionistica, al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni. Esempio, il giocatore Rossi Carlo, che adesso milita nella società di Serie C, ha il contratto, viene ceduto il suo contratto per 1 milione di euro, il 3% dell'importo, cioè 30.000 euro, va alla società, va ripartito alla società che l'hanno avuto tesserato tra i 10 e i 21 anni. 21 anni è un po' difficile, ma chiaramente sappiamo che i giocatori poi partono verso le società professionistiche dai 14 fino ai 16-17 anni, perciò in quei 3-4 anni comunque questo importo se nell'accordo, nel contratto fatto fra le due società professionistiche ci sono stati inseriti, come spesso avviene, premi e indennizi che poi vi vengono riconosciuti una volta che questi premi vengono chiaramente attuati. Su questo premio di solidarietà non dovete fare niente, perché questo premio è riconosciuto direttamente dalla lega di appartenenza della società professionistica, la quale poi questo premio lo trasferisce alla Lega Nazionale Dilettanti, che poi ve lo farà avere. Il pagamento del contributo, infatti, di solidarietà è effettuato tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento nei termini e con le modalità previste dalle norme in materia di tesseramento emanate attualmente dal Consiglio federale. L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega delle società obbligate al pagamento attraverso una modalità telematica. Sì, anche la ripartizione, se in questi anni di tesseramento il ragazzo dai 10 ai 21 chiaramente può aver avuto anche vari tesseramenti con varie società, l'importo viene proporzionalmente ripartito. Bene, passiamo all'ultimo premio che riguarda il vecchio, passatemi il termine, premio alla carriera, che è rimasto tale quale, articolo 99 bis, che noi ci auguriamo sempre di avere dei nostri tesserati che possono debuttare in Serie A. Questo premio, come leggiamo, è dovuto alle società della Lega Nazionale Dilettanti o di puro settore giovanile, è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000 per ogni anno di formazione in partita a un calciatore da essere precedentemente tesserato come giovane o giovane dilettante nei seguenti casi. Partecipandovi effettivamente, cioè entra in campo, la sua prima gara di campionato di Serie A, ovvero quando il calciatore disputa, entrando in campo, con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale con la nazionale di Serie A o la nazionale Under 21. Una precisazione che è derivata anche dalla giurisprudenza in materia con alcune sentenze degli ultimi anni. La nazionale di Serie A e nazionale di Under 21, come vedete non c'è scritto nazionale italiana, perciò il giocatore extracomunitario o comunque italiano che ha il doppio passaporto e che decide durante il suo percorso da professionista di aderire alla nazionale del suo paese di origine, cioè il giocatore che è italiano ma comunque ha anche la doppia nazionalità marocchina per esempio, e decide di partecipare alla nazionale Under 21 marocchina, la determinazione del premio alla carriera è dovuto anche se lui debutta con la sua nazionale. È importante seguire i vostri tesserati che sono in ambito professionistico, perché questo premio è un premio che va richiesto. Andiamo avanti, il compenso è dovuto a quelle società a cui è stato tesserato il calciatore per almeno una stagione sportiva in cui ha compiuto, cioè dal 12° anno in poi. Qui cambia ancora rispetto ai premi precedenti, come sentite, perciò il premio vi è dovuto dalla stagione in cui il calciatore ha compiuto 12 anni, perciò sono i 18.000 euro, chiaramente capite se l'avete avuto 5 anni, sono
90.000 euro. Deve essere corrisposto dalla società professionistica titolare del tesseramento al momento in cui si verificano le condizioni A. Nel caso di trasferimento temporaneo dalla società titolare dell'originario rapporto con il calciatore. Anche questo è importante perché state attenti se i calciatori sono trasferiti temporaneamente a un'altra società e la richiesta va fatta al giocatore, alla società che ha il tesseramento definitivo. Il compenso del premio alla carriera deve essere corrisposto dalle società formatrici entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento, cioè debutta in questa stagione sportiva in Serie A, il premio deve essere pagato entro il 30 giugno 2025. Nel caso che la società dilettantistica o di puro settore giovanile abbia già percepito in precedenza da una società professionistica il premio di tesseramento, articolo 96 delle NOIF, o il premio di formazione tecnica, articolo 99, ovvero l'importo derivante da un trasferimento, articolo 100 delle NOIF, tali somme andranno detratte dal compenso pattuito, cioè nel senso che se avete percepito qualcosa di questi premi vanno chiaramente detratti. Il premio è certificato dalla Commissione Premi della FIGC su richiesta della società interessata. Quello che dicevo prima, dovete stare attenti, se debutta il vostro giocatore dovete fare questa richiesta. Il pagamento del premio avviene tramite la Lega a cui è associata la società obbligata. Anche in questo caso le controversie sono in ordine al pagamento, devono essere fatte al Tribunale nazionale e federale. Concludo e poi passo la parola a Sabrina per le modalità di richiesta del premio di formazione. Non entro nel merito perché è un po' lunga la tabella, la troverete poi nelle abbiamo riassunto in una tabella dove nella prima colonna c'è lo status del giocatore, il tipo di tesseramento del contratto, il tipo di premio e chi ne ha diritto. Sono chiaramente tre paginette e questo vi aiuterà a comprendere come sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso. Io ho concluso il mio intervento e passo la parola a Sabrina. Eccoci qui nuovamente e velocemente guardiamo come fare richiedere il premio di formazione tecnica, le cui, diciamo, le cui indicazioni non si discostano molto da quelle per il premio di tesseramento. E adesso andiamo subito a vederle, le condividiamo. Ecco qua. Allora, come per il premio di tesseramento, anche il premio di formazione tecnica va richiesto alla società o più di una che lo devono corrispondere entro la stagione successiva a quella in cui è maturato. È sempre il 30 giugno il riferimento, sono quasi 2 anni in tutto perché appunto un calciatore tesserato ad inizio stagione sportiva 2024-2025 che matura in quella occasione il premio di formazione tecnica, abbiamo tempo fino al 30 giugno 2026. Ecco. Poi, se non viene raggiunto l'accordo direttamente tra le società per la corrispondenza del premio e regolato tra le parti, le società che ne hanno diritto possono ricorrere alla Commissione Premi, stesse modalità, sia per quanto riguarda l'indirizzo, che ovviamente è sempre quello della Commissione Premi, ma anche le modalità, cioè mettendo sempre, allegando alla PEC che inviamo alla Commissione Premi anche le ricevute di consegna della PEC inviata alla società che me lo deve pagare questo premio, in modo tale che siamo tutti sullo stesso piano. L'importo del premio di formazione tecnica è certificato. Questa è una novità, nel senso che ci fa anche capire che l'unico organo che può certificare, appunto, può sancire l'importo del premio di formazione tecnica è proprio la Commissione Premi e questo è importante. Sulla base ovviamente della norma dell'articolo 96 delle NOIF su richiesta delle società interessate.
quindi ci vuole sempre un'istanza da parte della società attiva. Una novità è che è questo. Allora, l'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle norme attuali e può essere però ridotto con accordo scritto tra le società. Questo è importante e sta anche un attimino a sottolineare anche il senso di collaborazione, di solidarietà che ci può e ci dovrebbe, e speriamo ci sia sempre, essere fra le società, no? Nel senso che il premio ai sensi della norma può essere di un importo, però ci accordiamo anche per meno, insomma, e quindi è una buona cosa. C'è comunque a tutela di tutte le parti, c'è un accordo scritto, c'è anche una guida che adesso condividiamo e questo accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro 90 giorni dalla sottoscrizione. Questo è, diciamo, ha un po' la funzione della liberatoria, no? Cioè entrambe le società si tutelano e sono arrivate verso, comunque mai superiore a quello che sarebbe previsto dalle norme, e ci sta bene ad entrambe, ci tuteliamo e inviando questo accordo alla Commissione Premi entro 90 giorni. Mi raccomando la tempistica perché queste cose sono importanti, insomma. E adesso lo condividiamo, vediamo un pochino, eccolo qua. Allora, un attimo, quindi condividi questo. Ecco qua, anche questo lo trovate in tutta la documentazione che poi metteremo sia nel nostro sito, sia nei vari canali che siete abituati ormai a frequentare. Quindi accordo per la riduzione del premio di formazione tecnica, articolo 29, comma 2 delle NOIF, dati del calciatore, quindi i dati del tesseramento tra le seguenti società, richiedente e resistente. La richiedente ovviamente è quello che l'ho formato nelle stagioni precedenti a quella in cui si è maturato il premio. La resistente è quella di fatto che deve pagare, si conviene e stipula quanto segue. C'è addirittura la rinuncia prevista oppure l'accettazione di un importo ridotto che ammonta ad euro a seguito di sottoscrizione del tesseramento. Vedete che ci sono le firme di entrambi, dei legali rappresentanti di entrambe le società e quindi è molto semplice nella sua stesura, ma dà un'indicazione efficace e utile. Ecco, anche questo potete redarlo preferibilmente, beh, oddio, no, ritiro. Stavo per dire su carta intestata, ma di fatto sono le due società che lo devono firmare, quindi non ha senso. Ok, questo è il modulo e quindi questo è quanto. Dopodiché ritorniamo alla nostra slide. Ritorniamo alla nostra slide, così, eccola qua. E appunto vi abbiamo messo il link anche nella slide raggiungibile, cioè la manina disponibile, quindi potete scaricarvelo anche da qua. Ehm, la commissione premi ha sempre ovviamente il medesimo indirizzo PEC di prima e anche qui il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega, in questo caso del Comitato Regionale Veneto, entro i termini con la modalità stabilita dal Consiglio federale della FIGC. Anche qui due parole sul fatto che una volta che la commissione premi certifica, quindi usiamo proprio questa parola, ci abituiamo anche alla nomenclatura un po' di questi, di tutti i documenti che derivano da queste norme, a questo punto, una volta che certifica la corrisponsione di un premio di formazione tecnica, ci rende ci rende nota la lista dei premi per quanto riguarda il nostro comitato e noi abbiamo l'obbligo proprio da regolamento amministrativo di addebitarli nel conto presso di noi della società resistente. Ok? Quindi a quel punto la società resistente deve pagare noi, mi raccomando, non la società attiva, ma noi, perché ovviamente si è ingenerata una scrittura
nel conto contabile della società, quindi chiaramente a questo punto il rapporto economico intercorre non più tra le due società, come avrebbe dovuto intercorrere in prima battuta, diciamo così, in via interlocutoria, ma con il comitato. E, dopodiché diciamo appunto che le controversie sono demandate al Tribunale Federale Nazionale, sezione avvertenze economiche, e su reclamo ovviamente dalla parte interessata, da inoltrarsi entro il 7° giorno al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi. E qui c'è nuovamente l'indirizzo PEC del Tribunale Federale Nazionale, sezione avvertenze economiche. Ehm, abbiamo vediamo un attimo se riesco, ecco qua, abbiamo una serie di, avevo dato un'occhiata alla chat mentre parlava Fabio, che magari ci fa da spunto per precisare un paio di cose. Allora, la prima cosa è che abbiamo in apertura un nuovo indirizzo di posta elettronica, un nuovo account che si chiama avecalcio.premi@lnd.it, magari poi lo scriviamo anche nella chat, e che fa capo a noi, nel senso che lo vediamo nella fattispecie sia io che Fabio. E ci serve, diciamo, per dare un supporto alle società che in questi mesi crediamo abbiano avuto necessità di capire qualcosa di più di questa normativa aggiornata. E ci teniamo a sottolineare, come del resto esplicitato in più punti della guida, ma anche da noi, insomma, qui, che non siamo noi ovviamente gli enti certificatori, ok? E non possiamo neanche sostituirci a loro, non sarebbe giusto, non sarebbe corretto nei confronti vostri né nei confronti del nostro organo superiore che è la FIGC. Quindi questa mail è un supporto, possiamo dirvi ad esempio, non lo so, eh, sì, ti spetta il premio di formazione tecnica, ti spetta sia il premio di formazione tecnica, sia il premio di tesseramento, ti spetta il premio di tesseramento. Però non chiedeteci di fare dei conteggi perché non sarebbe giusto da parte nostra e noi crediamo di avervi dato tutti gli strumenti, ok? E a questo proposito mi sentirei di ricollegarmi un attimo alla guida perché portando la vostra attenzione su queste tabelle che sono state inserite alla fine della guida, ma che secondo noi sono veramente esplicative, perché sono sintetiche, ok? Quindi, al netto del fatto che sarebbe bene che vi leggeste tutta la guida e un attimo la assimilaste, perché l'argomento è non è molto complesso, ma richiede un pochino di attenzione. Però questa guida, questa tabella riepilogativa, secondo noi è molto molto utile perché va a individuare gli status del calciatore e in base allo status va a individuarmi il tipo di premio che posso richiedere. Quindi di sicuro tra le vostre domande che avete così dalle vostre considerazioni che vi siete fatti in questi mesi, di sicuro avete un giocatore o un 2008 o un 2007 ha questo tipo di tesseramento, andatevi a guardare la tabella riepilogativa perché veramente è sintetica e allo stesso tempo è molto esauriente. Quindi vi invito un attimino a dedicarci un po' di tempo, un po' di attenzione, perché credo che sia importante anche per la vostra formazione. Prima leggevo la chat dove era scritto che a questo punto ci vuole un segretario professionista, non è più come prima, però credo che ci sia anche un risvolto positivo, cioè la formazione vostra è utile, no? È utile a voi in prima persona, è utile alla vostra società, ci vuole un po' di applicazione, ci vuole un po' di tempo, è vero, però cerchiamo noi il più possibile di darvi dei supporti in questo senso. Dopodiché volevamo farvi presente, sempre per quanto riguarda il discorso che non siamo noi gli enti certificatori, la FIGC sta implementando un programma che credo sarà pronto a brevissimo, ehm, di calcolo. Quindi
proprio per quello vi chiediamo di non chiederci a noi i calcoli, perché innanzitutto ci sono gli strumenti, no, dove ci potete arrivare da soli. Uno. Due, a breve ci sarà questo programma dove inserendo i dati essenziali dei calciatori dovreste avere come output il tipo di premio e anche la quantificazione. E questo è fatto dalla FIGC, quindi l'organo istituzionale supremo. Meglio di loro non c'è. E quindi questo vi sarà ancora più d'aiuto e lo troverete sul sito della FIGC, ok? Non dell'LND, non del Comitato Regionale Veneto, della FIGC. Quindi anche per questo, insomma, questo però non vi, secondo me, non vi toglie, diciamo, il, il- il- un po' il dovere in quanto dirigenti di società, ma anche un po' anche il piacere, secondo me, di approfondire da voi. Ecco, anche utilizzando gli strumenti che in qualche modo cerchiamo di mettere a disposizione. La mail che vi dicevo prima, che è vecalcio.premi@lnd.it, è comunque a disposizione. Non chiedeteci conteggi, però per tutto il resto chiedeteci tutto quello che volete, sempre relativo ai premi ovviamente, non delle più diverse cose. E cerchiamo di rispondere il più puntualmente, il più precisamente possibile. Se avete dei dubbi, delle cose. Prima leggevo in chat che c'è il discorso che non si vede lo storico, non si vede la posizione del calciatore attuale. Verissimo, questa non c'è. C'era una volta sul sito, Giordano prima mi ricordava che c'era una volta sul sito nostro, ma è stata poi tolta questa possibilità perché veniva anche usato un pochino impropriamente quella funzione, quindi non c'è online il modo di vedere la posizione attuale del calciatore, tantomeno se nel frattempo ha stipulato un contratto oppure no. E ce lo chiedete molto semplicemente e vi chiediamo la cortesia di chiederlo in prima battuta alle delegazioni, ok, di riferimento, perché sono molte, altrimenti noi veniamo un attimino subissati, ma comunque anche noi va bene, insomma, vedete voi. Ehm, E quindi chiedete la posizione attuale, no? Tipo biennale, annuale, contratto, non contratto. Se non siete sicuri, se non sapete, ce lo chiedete, poi lo storico ve lo scaricate come vi avevamo fatto vedere. E basta, mi sembra di... Volevo dare uno sguardo alla chat per vedere se c'era qualcos'altro che Sabri, usciva. scusa Sabri, volevo... Mi senti? Certo, certo. Sì, ok, no, volevo fare una piccola precisazione in merito alla mail che abbiamo fornito, che ho inserito nella chat, quindi tutti possono vedere l'indirizzo. Ci chiedo di attendere nel scrivere a questa mail dell'attivazione, quindi noi appena è attiva la casella di posta elettronica e pubblicheremo nei nostri comunicati ufficiali l'attivazione della casella, quindi potrete cominciare a scrivere, a chiedere informazioni a questo indirizzo. Si volevo evitare che magari, non so, le società cominciassero a scrivere già magari dal lunedì Ma adesso. quindi attendete, prima di chiedere informazioni a vecalcio.premi@nd.it, attendete l'ufficialità con la pubblicazione nei comunicati ufficiali. Ok, leggevo... Prima hai finito, Sì, sì, Sabri? sì, sì, sì. No, allora ripasso un attimo la parola a Fabio De Vecchi prima di andare alla conclusione e ai saluti finali e a una precisazione. Quindi, Fabio, Sì, sono qua, eccomi qua. Io volevo chiudere questo incontro prima appunto di passarvi la parola e volevo dire che oggi con questo incontro abbiamo cercato di offrirvi un approfondimento che spero possa risultare utile soprattutto perché siate più consapevoli e in qualche modo anche preparati anche solo per una migliore conoscenza delle norme che regolano la materia dei premi. L'aspetto che più mi rende felice è quello di sapere che oggi, sabato mattina, avete deciso di dedicare il vostro tempo per aggiornarvi e per informarvi e anche per migliorarvi
e questo vi rende onore e vi deve essere anche rendere orgogliosi, perché il vostro impegno è finalizzato al bene delle società dilettantistiche e alla vita sociale, infatti, delle stesse. Noi tutti sappiamo che questo che abbiamo dato è un piccolo tassello, ma pur sempre un piccolo passo di miglioramento. La materia non è facile e, come già detto, ancora priva di operatività a livello nazionale, perché sono totalmente assenti ancora i pronunciamenti degli organi di giustizia che poi formano la giurisprudenza che assieme alle norme regola tutta questa materia. Sappiamo che la strada non sarà facile, l'applicazione, il conteggio, il reperimento dei dati, l'arrivo di questo release del portale FIGC per il conteggio del premio di tesseramento sono passaggi su cui noi tutti, ognuno per la sua parte, dovrà lavorare. Io vi invito a non demordere, fate in modo che il vostro lavoro con la vostra applicazione, anche attraverso l'aggiornamento, la vostra società possa trovare beneficio e anche un congruo ristoro economico da questi premi. Per continuare, come avete sentito, per continuare a supportarvi, il Comitato Regionale Veneto metterà a disposizione questa casella di posta elettronica, Becalcio, è stato già detto, becalciopremi.nd.it, a cui potrete inviare le vostre domande che dovranno riguardare la normativa e l'applicazione specifica. Ripeto che dovrà essere chiaro che il Comitato nel rispondere non potrà fornire informazioni o consulenze in merito alla quantificazione dei premi, e questo, se verrà fatto, sarà solo in maniera indicativa, perché la materia, come già detto, è di esclusiva competenza della Commissione Premi. Io voglio dare un sentito ringraziamento a Sabrina Gazzin e Giordano D'Alio, che hanno condiviso con noi il loro sapere e la loro esperienza, che mettono sempre comunque a disposizione ogni giorno per il loro lavoro presso gli uffici del Comitato Regionale Veneto. Un grazie a ciascuno di voi partecipanti e concludo con queste parole ad imparare, perché la vostra determinazione e passione riuscirete a raggiungere obiettivi importanti per essere sempre dei. Grazie. La parola al Presidente. Niente, io concludo anch'io con il ringraziamento. Vedo che fino alla fine 250 persone collegate, vuol dire che la voglia di sapere, la voglia di mettersi in discussione, la voglia di crescere che diceva adesso Fabio c'è e c'è tutta. Ringrazio anch'io la Sabrina, oltre a Fabio ovviamente, ma la Sabrina e Giordano, perché sono sempre presenti e sempre disponibili, anche per il conforto che mi hanno dato, anticipando alcune risposte alle chat, alle richieste che prevenivano in merito allo storico del calciatore e all'automatismo del calcolo a cui ha fatto riferimento la Sabrina. Quindi insomma, speriamo di aver dato una informazione esaustiva anche con il nostro intervento. Aggiungo solo, rispondendo ancora a qualche chat che è prevenuta, e chiedo anche qua conforto a Sabrina e a Giordano, che oltre che alla pubblicazione sul sito sia necessario inviare tramite comunicato ufficiale le slide, tutte le slide, perché così siamo certi che arriveranno a tutte le società. Poi la disponibilità nostra l'abbiamo dimostrata, chiediamo peraltro, ma ce l'avete un po' di pazienza, perché come diceva la Sabrina prima, e anche per noi è stata tutta una novità. Queste norme sono state novità per voi, sono state di peso per voi, ma sono state novità e di peso anche per noi. Quindi buon lavoro, camminiamo insieme, come diceva Fabio, e speriamo che il futuro sia un po' più tranquillo. Buon lavoro a tutti e grazie, grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti. Arrivederci, ciao.